Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Nei guai l'ex commissario alla sanità Massimo Scura, indagato all'Ocri per abuso d'ufficio assieme agli ex vertici dell'ASP. Al centro dell'inchiesta le fatture liquidate per anni a 2 imprese il cui contratto era scaduto nel 2013. Patenti agli stranieri al costo di 2.000 euro, il blitz della polizia fra Roma, Salerno e Cosenza, fra i 15 arrestati anche il titolare di alcune autoscuole di Praia a Mare. Sarà realizzata una rotatoria per snellire il traffico conseguente alla chiusura del ponte di Celico. I lavori per l'adeguamento sismico del Cannavino partiranno entro maggio. La preoccupazione dei sindaci e degli esercizi commerciali. Ad un anno dall'attentato, l'Inbadi ricorda Matteo Vinci, ucciso da un'autobomba. La polizia festeggia il 167° anniversario dalla fondazione, celebrazione in tutta la Calabria. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli perché è finito nei guai l'ex commissario alla sanità Massimo Scura, indagato all'Ocri per abuso d'ufficio assieme agli ex vertici delle ASP. Al centro dell'inchiesta le fatture liquidate per anni a 2 imprese il cui contratto però risultava scaduto nel 2013. C'è sempre la sanità in prima pagina in Calabria, da nord a sud è un intreccio di storie poco nobili, ma questa non è una novità. Ogni giorno c'è una sorpresa, o quasi. A volte le sorprese, chiamiamole così, sono doppie e così si scopre che all'Ocri c'è un'inchiesta, una delle tante, nella quale è rimasto incagliato niente poco di meno che l'ex commissario Massimo Scura, indagato insieme ad altre 19 persone. Al centro delle indagini della magistratura c'è l'ASP di Reggio che avrebbe liquidato fatture a 2 imprese il cui contratto era scaduto nel 2013. Soldi, tanti soldi per pagamenti non dovuti che inguaiano anche l'ASP di Cosenza. Qui però non c'è alcuna inchiesta, sono 2 fatti distinti e separati, ma c'entrano sempre i soldi e le fatture. Nella più grande azienda sanitaria della Calabria c'è un forte contenzioso che, secondo il subcommissario Schell, è stato fatto crescere ad arte, non pagando le fatture che andavano pagate, facendo in modo di far crescere il monte interessi di mora che oggi gravano per 60 milioni di euro. Sono anni che l'ASP cosentina si muove così. Lo stesso Scura, esaminando i conti, rimase esterrefatto, tant'è vero che chiese alla Guardia di Finanza di indagare, scoprendo il pagamento di alcune fatture fantasma. Insomma, scavando, nelle ASP calabresi c'è molto da chiarire. Adesso Cotticelli ha deciso di esaminare punto per punto i bilanci e verificare cosa è accaduto in quest'ultimo lasso di tempo e cercare di scoprire il perché in soli 4 anni il deficit sia passato da 30 milioni a 168, un mistero tutto calabrese. E a proposito di sanità, preoccupa la situazione anche dei pronto soccorsi nella nostra regione che in alcuni ospedali addirittura rischierebbero la chiusura. Sentiamo. I problemi per la sanità calabrese non finiscono mai. Adesso il fatto nuovo riguarda i pronto soccorsi, che non sono certo il fiore all'occhiello del sistema calabrese. I dati raccolti da Dataroom, che ha passato in rassegna i numeri prodotti da ogni singola struttura ospedaliera, condannano 7 pronto soccorsi che hanno fatto registrare un numero di accessi inferiore a quanto stabilisce la legge. Nell'elenco delle insufficienze figurano gli ospedali di Serra San Bruno, Melito Portosalvo, Giovanni XXIII di Gioia Tauro, Basso Ionio e Beato Angelo di Acri. Va precisato che le direttive scientifiche internazionali per curare bene devono far registrare un determinato volume di attività. Nei pronto soccorsi la media richiesta è di almeno 20.000 pazienti l'anno. Da qui la bocciatura per i 7 centri di emergenza-urgenza calabresi, nei quali le prestazioni annuali sono inferiori alle disposizioni di legge. Ciò può significare addirittura uno spreco tenere in piedi gli ospedali finiti nell'elenco redatto da Dataroom. La cronaca adesso con patenti date agli stranieri al costo di 2.000 euro. Il blitz è della polizia fra Roma, Salerno e Cosenza. Fra i 15 arrestati risulterebbe anche il titolare di alcune autoscuole sul Tirreno Cosentino, in particolare a Praia a Mare.
Anche a Cosenza arresti e perquisizioni nell'ambito dell'operazione della Polizia di Roma che ha smantellato un'associazione a delinquere che garantiva patenti facili a cittadini stranieri. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba, 15 le persone finite in manette tra Roma, Cosenza e Salerno. Nell'ambito dell'inchiesta denominata corsia preferenziale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è stato scoperto anche un giro di marche da bollo false. Tra gli arrestati un dipendente della Motorizzazione Civile di Roma accusato di peculato in accordo con un pregiudicato romano e il titolare di alcune autoscuole della provincia di Cosenza che, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito le sedute d'esame presso le motorizzazioni. Patenti facili soprattutto a cittadini stranieri che, non conoscendo bene la lingua italiana, venivano seguiti e aiutati nei test. Dietro pagamento di somme di denaro riuscivano così ad ottenere il rilascio della patente non solo di tipo B ma anche quelle per il trasporto merci o persone. Secondo le indagini la banda vendeva patenti anche al costo di 2.000 euro. Nell'operazione sono coinvolte anche alcune autoscuole di Praia e Mare. Nell'ambito del blitz sono state eseguite diverse perquisizioni in diverse autoscuole e sono stati sequestrati documenti, tablet, telefoni cellulari e numerose SIM. Gli arrestati di età compresa tra i 33 e i 72 anni sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al falso e al riciclaggio di marche da bollo. I valori bollati sarebbero stati rubati negli archivi della Motorizzazione di Roma e rivendute ad alcune autoscuole della capitale. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di infrastrutture perché sarà realizzata una rotatoria per snellire il traffico conseguente alla chiusura del ponte di Celico. I lavori per l'adeguamento sismico del Cannavino partiranno entro la fine di maggio e la preoccupazione però è dei sindaci e degli esercizi commerciali della zona. Eccolo il progetto della rotatoria che consentirà di snellire il traffico in vista della chiusura del ponte di Celico. Primavera 2019 l'indicazione dell'ANAS per l'inizio dei lavori di adeguamento sismico del Cannavino. Lavori programmati, costo 4 milioni di euro. Al momento non c'è una data precisa per la chiusura al traffico. L'impegno delle amministrazioni di Celico, Spezzano della Sila, Rovito e Casali del Manco è garantire la fruibilità dei percorsi alternativi. Questo progetto della rotatoria in località Petramoni a Spezzano Sila, da noi proposto, è stato subito sposato e condiviso dagli altri sindaci, dalla provincia di Cosenza che sta dando una grossa mano e soprattutto dall'ANAS. Siamo un po' preoccupati, come abbiamo detto anche nei mesi passati, per la stagione turistica, per le nostre attività, per le attività presenti sul territorio. Per questo ci stiamo muovendo anche al fine di coordinare tutta una serie di azioni che possano alleviare comunque delle criticità che sicuramente potranno verificarsi. Ci sarebbero i tempi per la realizzazione della rotatoria prima dell'avvio dei lavori? Abbiamo avuto ampie garanzie dall'ANAS che i percorsi alternativi saranno messi in sicurezza prima che possano avvenire poi le operazioni proprio di intervento sul ponte Cannavino, quindi tutte le operazioni sui percorsi alternativi e quindi anche la realizzazione della rotatoria dovrà essere fatta propedeuticamente ai lavori di chiusura del ponte. Quali altri percorsi alternativi per gli automobilisti? Va ricordato che la durata dell'intervento dell'ANAS sul Cannavino durerà non poche settimane, ma alcuni mesi. Il percorso della vecchia 107 che passa sotto il ponte che da Rovito collega a Celico e poi la strada Valle Cupo che attraversa Casali del Manco. Quindi si sta facendo un lavoro, veramente si è fatto un lavoro con gli uffici tecnici, con la provincia di Cosenza per arrivare ad una progettazione che possa appunto garantire che questi percorsi alternativi siano fruibili e siano sicuri. Definita la viabilità, resta da salvaguardare l'economia del territorio messa a dura prova dalla chiusura del ponte. Adesso ci spostiamo a Vibo perché ad un anno dall'attentato l'Inbadi ricorda Matteo Vinci, ucciso, lo ricordiamo, da un'autobomba. Allo scocchiare delle ore 16 un piccolo gruppo di persone, per lo più attivisti di associazioni antimafia, si sono radunati in un momento di raccoglimento sul luogo della tragedia in località Macrea, quando un anno fa, alle 16, una bomba sistemata sotto l'auto dei Vinci esplose, uccidendo il giovane Matteo.
Tutti intorno ai genitori di Matteo in una sorta di rito laico, discreto ma sentito, per non dimenticare questa tragedia simbolo della protervia criminale. Gli stessi, in una specie di corteo spontaneo, si sono allineati ai genitori di Matteo Vinci per raggiungere la casa di famiglia. Qui il ricordo è diventato musica, con un breve concerto dei giovani di Città Invisibile, giunti per l'occasione da Catania. Quindi il gesto simbolico, a futura memoria, della piantumazione di un fiore di camelia che nel linguaggio dei fiori assume il significato del sacrificio, un pegno e allo stesso tempo un impegno ad affrontare ogni sacrificio in nome dell'amore. Avete sistemato questa pianta, che significato si vuole dare? Ogni pianta che si pianta è un inno alla vita, quindi la vita di chi comincia a uscire fuori da questa cappa che esiste in questo paese. Speriamo che valga a qualcosa la morte di Matteo, anche per una sola persona che si salva per aver seguito l'esempio di Matteo ha un valore immenso. La polizia invece adesso festeggia il 167° anniversario dalla fondazione, celebrazioni in tutta la Calabria, ma partiamo da Cosenza. Onori al signor Questore della provincia di Cosenza. La prima volta a Cosenza, la prima festa della polizia da questore, Giovanna Petrocca passa e rassegna il picchetto durante la cerimonia per il 167° anniversario della fondazione della polizia. Dal palco sono stati appena letti i messaggi di saluti inviati dal Presidente della Repubblica e dal Ministro dell'Interno. In piazza 11 settembre, gli stand che raccontano le tante attività di un corpo che vuole essere sempre più vicino alla gente. Obiettivo perseguito dal questore Petrocca, tornata nella sua Calabria, con un incarico importante in un territorio vasto come quello cosentino. Prima festa della polizia a Cosenza e prima festa della polizia come questore. Un'emozione abbastanza forte. È un'esperienza, diciamo, bella, ho imparato a conoscere una città che non conoscevo, chiaramente un pochino problematica come tutte le realtà del sud in particolare, però un'esperienza positiva. Dopo 8 mesi posso dire di essere contenta di essere a Cosenza e anche di quello che stiamo facendo. Ed ecco la poliedricità della polizia, dalla stradale che mette in mostra gli strumenti utilizzati per l'alcol e il drug test, alla scientifica che attrae tanti giovani interessati a conoscere le tecniche di investigazione, alla polizia delle telecomunicazioni, un settore sempre più importante nella prevenzione di una serie infinita di crimini e minacce per la popolazione. Esserci sempre è il motto che da qualche anno portiamo avanti, proprio per significare la nostra presenza sempre in mezzo alla gente, in aiuto ai cittadini, a servizio della collettività. Per noi esserci sempre significa venire incontro in qualsiasi momento alle esigenze della cittadinanza. Siamo pronti a qualsiasi chiamata, a qualsiasi richiesta e cerchiamo di essere noi anche a proporci direttamente con la gente. E poi il camper che difende le donne, la campagna Questo non è amore, un mezzo di sensibilizzazione e raccolta di segnalazioni che viaggia in parallelo con le associazioni di volontariato. Con questo camper stiamo in giro per tutta la provincia con un'equipe multidisciplinare capeggiato da un direttore medico con il personale funzionario della squadra mobile, della divisione anticrimine e dell'UPGSP. E cerchiamo quindi di sensibilizzare tutti e di acquisire quelle segnalazioni a partire dai ragazzi delle scuole sia medie che superiori, che possono poi portare a degli sviluppi investigativi importanti. Celebrazioni anche a Catanzaro all'interno del Teatro Politeama, occasione per il questore Amalia Di Ruocco di fare il punto su un anno di attività nel territorio provinciale. Una storia lunga 167 anni, quella della Polizia di Stato, che in tutte le città ha celebrato l'anniversario della fondazione, ma anche un momento per celebrare il 60° anno dell'istituzione dell'allora Corpo di Polizia Femminile, che ha dato la possibilità alle donne di ricoprire a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo fondamentale nelle forze dell'ordine. Storia, valori, tradizione, sacrificio e abnegazione, tutto questo è la Polizia di Stato, che anche a Catanzaro, a causa delle avverse condizioni meteo, ha celebrato presso il Teatro Politeama, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, una giornata di festa e di riflessione per il lavoro impegnativo che donne e uomini svolgono quotidianamente. La giornata di oggi è dedicata un po' a tutti i cittadini, che sono praticamente il nostro obiettivo finale, la loro sicurezza
è il nostro lavoro, il nostro impegno di tutti i giorni. Esserci sempre, questo è il motto che ancora una volta la Polizia di Stato sceglie nel giorno del suo anniversario, per sottolineare il fatto che per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, la Polizia è presente e vicina al cittadino per dare sicurezza. Una polizia in rosa in Calabria, ma adesso invece vi mostriamo le immagini inviate alla nostra redazione da un telespettatore che mostrano un rogo divampato all'interno di un appartamento questa mattina poco dopo le 8 a Scalea sul Tirreno Cosentino. Si sono vissuti momenti di tensione perché all'interno dell'abitazione in via Mulino era stata segnalata anche la presenza di un cane. I vigili del fuoco di Scalea sono intervenuti tempestivamente, allertati da alcuni residenti, hanno impedito il propagarsi delle fiamme anche ad altre abitazioni vicine e durante l'operazione di soccorso e spegnimento hanno tratto in salvo, lo vedete, il pastore tedesco che ha tentato più volte di fuggire arrampicandosi dal balcone. Non si conoscono le cause del rogo, ma per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori conseguenze più gravi. Adesso altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca. Avevano della legna dopo aver tagliato alcuni alberi in un terreno demaniale di proprietà della regione. 2 fratelli sono stati denunciati per furto dai carabinieri forestali a Corigliano Rossano. L'area dove era stato effettuato il furto è sottoposta a vincolo paesaggistico. Hanno smaltito 2 carcasse di bovini senza alcuna autorizzazione o comunicazione. 2 persone, il proprietario degli animali e l'esecutore materiale dello smaltimento illecito, sono state denunciate dai carabinieri forestali della stazione Parco a Celico per violazioni delle normative ambientali. Colpo di scena in Cassazione per l'omicidio Taranto avvenuto a Cosenza in via Popile il 29 marzo del 2015. L'autore del delitto, giudicato in Domenico Mignolo nelle 2 precedenti sentenze, con la condanna a 18 anni di reclusione, è stato messo in dubbio dalla Suprema Corte, che ha disposto la celebrazione di un nuovo appello. Il questore di Reggio Calabria ha disposto la chiusura temporanea di un chiosco a Melicucca poiché i carabinieri, a seguito dei ripetuti controlli, hanno constatato che il locale era diventato luogo di aggregazione di soggetti pregiudicati. Il chiosco rimarrà chiuso per 15 giorni con l'obiettivo di impedire che rimanga un posto stabile di frequentazioni poco raccomandabili. Detenzione ai fini di spaccio di droga è l'accusa contestata a un 53enne incensurato di Castrolibero, sorpreso dai carabinieri di Rende nel corso di un servizio di controllo del territorio nei pressi del Parco Robinson. Mentre chiacchierava con un ragazzo, i militari insospettiti hanno deciso di fermare il 53enne che, alla vista della pattuglia, ha gettato per terra un involucro in celofan con 12 grammi di hashish. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Lasciamo la cronaca. 17 anni fa moriva Giacomo Mancini, celebrazioni a Cosenza per ricordare il leone socialista. Sono passati 17 anni, era l'8 aprile del 2002 dalla morte di Giacomo Mancini, il leone socialista, così veniva chiamato il sindaco che ha lasciato tracce a Cosenza, l'uomo dello Stato, più volte ministro, uomo di partito, il Partito Socialista con i suoi simboli, a narrare la storia del secolo breve, quando gli ideali connotavano le personalità e l'impegno di una vita. La Fondazione Mancini, in un incontro nel Salone degli Specchi della provincia Abruzia, ha voluto fare memoria attraverso l'analisi e i documenti che l'ente custodisce di un'attività intensa, della passione politica che innesca, come nel caso di Giacomo Mancini, processi di sviluppo, opportunità per leggere il presente complesso. L'8 aprile è una data che rappresenta un ricordo collettivo a Cosenza, in Calabria, per il popolo socialista e della sinistra riformista, in un momento in cui i partiti stentano a produrre analisi, la nostra fondazione ha pensato di animare dibattiti, discussioni. Oggi parliamo di questa tanto dibattuta crisi dell'elite, della rivoluzione digitale, delle dinamiche che governano la nuova conquista del consenso.
Bilancio positivo invece al Vinitaly di Verona per l'enogastronomia calabrese che ha riscosso grandi consensi. Si conclude con un bilancio assolutamente positivo l'edizione 2019 del Vinitaly di Verona. Per la Calabria e per il suo settore enologico è stato un appuntamento molto importante che ha rinsaldato ancora di più il legame tra la regione e le 73 cantine presenti nello stand istituzionale. Il Vinitaly di 4 anni fa, quando siamo arrivati, erano un po' delle aziende un po' sparpagliate, un po' per i vari padiglioni. C'erano le grandi aziende e poi c'era una richiesta anche delle piccole aziende dove volevano partecipare. Noi abbiamo fatto questo passo, abbiamo detto diamo una garanzia, mettiamoci sotto un unico brand, Rosso Calabria. L'abbiamo riuniti, oggi possiamo tirare le somme, sono raddoppiate le aziende. I tanti appuntamenti programmati nel corso dell'evento fieristico hanno toccato diverse tematiche e dato contezza attraverso numerose degustazioni della qualità dei vini calabresi. In particolare l'evento Terra tra i due mari, coordinato da Tommaso Caporale, è stato un excursus tra la diversità e l'eccellenza dei vini calabresi e lo stretto legame che esiste tra i vini e il territorio. Oggi sta diventando una grande risorsa la nostra biodiversità, il fatto che la Calabria, essendo al centro del Mediterraneo, è stata approdo di tanti popoli, di tante culture che hanno lasciato ciascuno un pezzetto della loro storia e che è diventato un mosaico che poi alla fine suscita davvero tante emozioni, una diversa dall'altra, e quindi paradossalmente oggi è il nostro punto di forza che ci diversifica rispetto al resto. L'edizione 2019 del Vinitaly di Verona ha confermato la consapevolezza che vino e prodotti agroalimentari costituiscono una grande risorsa per la Calabria e un potente attrattore per intercettare flussi turistici in qualunque periodo dell'anno. Noi abbiamo lavorato per far interagire il settore agroalimentare con quello turistico. È stato un lavoro non semplice, faticoso, ma un lavoro che sta incominciando a dare frutti. A Cosenza adesso, dove è stata inaugurata la nuova piazza Campanella. Cosenza si arricchisce di un altro gioiello e la nuova piazza Tommaso Campanella davanti al complesso monumentale di San Domenico. La fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri ha aperto la cerimonia di inaugurazione della piazza che fa da snodo tra la Cosenza antica e la Cosenza moderna. Ricordiamo che il complesso di San Domenico ospita anche le sedi di alcuni assessorati comunali, gli infopoint turistici e il Box Art Museum. Qui sarà anche presto posata una nuova opera d'arte che ben si accosterà alla bellezza della storica Cappella del Rosario, più conosciuta come Cappella Dorata o Cappella dei Matrimoni, attualmente in fase di restauro. Questa è una piazza che per noi ha un grande significato perché è nel centro storico, è antistante a un complesso monumentale che stiamo restaurando, che è quello di San Domenico. C'è una bellissima chiesa all'interno, anche con una facciata che ha un rosone gotico, ma quasi il primo Rinascimento, e quindi con questa piazza abbiamo anche costruito un sagrato di questa chiesa bellissima e recuperato uno spazio che prima era invece un non luogo pieno di auto parcheggiate davanti alla chiesa e davanti al complesso monumentale. Quindi restituiamo un altro spazio vitale per la città ai cittadini per vivere, diciamo, in luoghi che sono più consoni alla vita di una città che guarda avanti, guarda verso il futuro. Già la piazza dice per sé l'agora antica, che significa il luogo dove le persone si ritrovavano. Poi davanti a una chiesa è ancora più importante perché sia quando si entra sia quando si esce si ha l'opportunità di creare relazioni. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Un flusso di correnti atlantiche moderatamente instabili sui versanti tirrenici mantengono condizioni di estrema variabilità, pertanto solo sui settori ionici potremmo osservare a tratti ampi spazi soleggiati nei prossimi giorni. Domani avremo ancora della variabilità sui versanti tirrenici, specie del Cosentino, dove non si escludono locali deboli piogge. Peggiora dal pomeriggio sera anche sul Reggino, Vibonese e Catanzarese, con rovesci sparsi e locali temporali in risalita dalla Sicilia nord-orientale. Temperatura stazionaria. Domani venti moderati da libeccio sul Tirreno centro-settentrionale con mare molto mosso. Deboli meridionali sul settore Vibonese e Reggino con mare mosso.
Sullo Ionio avremo mare poco mosso per venti deboli meridionali, localmente moderati da libeccio sul settore cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.